Buongiorno a tutti. Mi presento, sono professore di psichiatria qui dell'Università di Udine. Sono molto onorato di essere qui in questo momento. Il tema è la sensibilità e la vulnerabilità come punti di forza o di debolezza. Io ovviamente mi occupo di fragilità, mi occupo di sensibilità, sia così per interesse personale che professionale, in senso sia clinico che didattico che di ricerca. Tra l'altro appunto dirigo anche il corso di educazione professionale, quindi insomma operatori che si occupano proprio di fragilità, di disabilità, insomma, quindi è un tema sicuramente molto a me caro, però questa è ovviamente la mia personale versione. Voi siete qui non per ascoltare me, ma per ascoltare i relatori. Relatori di altissimo livello, molto conosciuti, a cui io lascerò la parola. Credo che ci sia molta libertà anche di interazione tra di loro, e soprattutto vi invito a essere anche voi protagonisti con domande, perché insomma ci sono queste occasioni in cui è importante insomma, coglierle per capire. Quindi presento velocemente allora intanto Ida Dominiani, filosofa giornalista, laureata all'Università di Firenze, con temi poi che ha sviluppato riguardanti il femminismo, i movimenti di sinistra. È stata giornalista presso il quotidiano Il Manifesto e poi come notista politica ed editorialista, con la rubrica settimanale Politica o Quasi. Nel corso degli anni ha condotto alcune trasmissioni radiofoniche su Radio 3, ha collaborato con cattedre di filosofia politica e filosofia del linguaggio all'Università di Verona, di Siena, e nell'ambito del Centro Studi per la Riforma dello Stato. È stata o è docente a contratto di filosofia sociale presso l'Università di Roma, è stata di Roma 3. Ha tenuto conferenze all'estero, in America, in Australia e tante altre cose, insomma. Ecco, mi ha insomma in qualche maniera suggerito, ma ovviamente c'è ampia libertà di uscire da questi temi, che parlerà insomma della sensibilità e della vulnerabilità nell'ottica della antropologia politica contemporanea, soprattutto nella fase attuale insomma di questi anni, che sono insomma, che tutto quello che noi abbiamo attraversato e stiamo attraversando, quindi pandemia, catastrofe ecologica e guerra. E questo è un po' il quadro di presentazione, ma poi ovviamente parlerà di ciò che è stimolata a fare in questo momento. Invece Felice Cimatti è professore all'Università della Calabria, laureato in filosofia alla Sapienza, con una tesi sui linguaggi animali, insegna filosofia del linguaggio e filosofia italiana contemporanea. Io leggo cose, spero che siano corrette. Ha una cosa che mi incuriosisce, ma ovviamente è nelle sue corde, visto che conduce per Rai Radio 3 i programmi radiofonici Fahrenheit e Uomini e Profeti, e ha questo laboratorio radiofonico per imparare a progettare e mandare in onda un programma radiofonico di attualità culturale. Si interessa, è un cultore perlomeno di psicanalisi, ha ricevuto il premio Musatti dalla Società Psicanalitica Italiana, partecipa al programma televisivo Zettel per Rai Cultura e scrive per la rivista online Fata Morgana Web.
Mi ha incuriosito un suo intervento sulle differenze tra il corpo umano e il corpo animale, ciò che finisce per differenziare, insomma, lo sviluppo dell'individuo, dell'uomo, diciamo uomo e donna ovviamente, e quindi tutto il tema delle relazioni sociali. È condirettore della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio. Non so se parlerà in senso psicoanalitico o cosa, lascio a lui ovviamente la scelta. Quindi il tema è la sensibilità e vulnerabilità, punti di forza e di debolezza. A voi la parola. Iniziamo. Chi inizia? In ordine alfabetico, benissimo, e quindi tocca. Allora, veramente si sente, qui non so se voi sentite qualche cosa, qui è proprio come un rimbombo essere dentro la sala motori, spero che la cosa più o meno funzioni. Allora, intanto grazie per questo invito e per questa occasione anche di dialogare con Ilia Dominiani, che seguo da tanti anni, leggo i suoi commenti, la sua capacità di osservare quello che succede nel nostro tempo. Allora, io di che vi parlerò? Io volevo fare appunto, partiamo dal titolo di questo dibattito, vulnerabilità, sensibilità e vulnerabilità, punti di forza o di debolezza. Quello che vi chiederò, il succo di quello che vi proverò a dire, non la dovete vedere come una disgiunzione, ma in realtà è una congiunzione. Non è che puoi avere uno senza avere l'altro, non puoi avere sensibilità senza essere vulnerabile, non puoi essere vulnerabile se non sei sensibile. E però mi chiedevo perché hanno posto un titolo ponendoli in alternativa. E secondo me c'è una ragione che è ispirata un po' al nostro tempo, e l'avete anche sentito, mi ha molto colpito che prima di cominciare a parlare c'è stata tutta quella lunga spiegazione delle misure di sicurezza, come se fossimo in un aeroplano, e qui è tutto aperto, cioè la porta è lì, che cosa può succedere? Usciamo. Però ormai siamo terrorizzati tutti, o perlomeno ci fanno credere che siamo bisognosi di protezione, e quindi anche in situazioni totalmente normali, come stare qui in una conferenza di giorno, in pieno giorno, all'aperto, tutte le porte libere, ci elencano tutti i possibili rischi a cui potremmo andare incontro. Che cosa c'è dietro questa cosa? Raccontarci come se fossimo sempre bisognosi di protezione, come se fossimo costantemente in pericolo, come se ci fosse da tutte le parti, ci fossero minacce che ci rendono la vita pericolosa, e non è così, patentemente non è così. C'era proprio l'altro giorno, venendo ieri in treno, sentivo i dati del Ministero dell'Interno che diceva la continua diminuzione dei reati gravi in Italia, però se voi sentite il dibattito pubblico, qui la preoccupazione è sempre il contrario, più sicurezza, più sicurezza, più sicurezza. Allora, questa diciamo, apparente disgiunzione, sensibilità e vulnerabilità, nasce proprio dal fatto che, in particolare dopo l'esperienza terribile della pandemia, un po' tutti, ma un po' ci hanno portato a pensare che siamo bisognosi di molta protezione. Che siamo talmente bisognosi di protezione che continuamente abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga, ci dica quello che dobbiamo fare. Non so se facciamo esempi stupidi, ma pensate quegli avvisi idioti sull'autostrada in cui ti dicono vai piano, che mi è sempre sembrato un consiglio stupido, perché mi deve dire l'autostrada vai piano? Sono un maggiorenne, ho la patente, guido, perché mi trattate come se fossi un idiota? Ecco, però continuamente siamo circondati da messaggi, da atteggiamenti che ci trattano appunto come idioti, come persone bisognose di essere protette. Allora, primo punto, dietro questa apparentemente semplice, no? È una congiunzione o una disgiunzione, c'è un problema come sempre grande, potremmo dire che riguarda proprio il modo in cui noi ci raffiguriamo di essere, immaginiamo di essere quello che siamo, come esposti, vulnerabili, come se in linea di principio sarebbe meglio se non lo fossimo. E il modo che ci viene detto per non essere vulnerabili è proteggerci, chiuderci, nasconderci, stare protetti, aumentare le videocamere, rendere più sorvegliabili gli spazi,
e quindi aumentare il livello di controllo che alla fine l'anno scorso, 2 anni fa, nella mia università a un certo punto fecero un sondaggio mosso da un comitato di studentesse in particolare in quel caso. La mia università, come diceva, in Calabria, a Cosenza, è un'università molto bella, un'università che ha una caratteristica che oggi non so quanto potrebbe essere, è una caratteristica che soprattutto al tempo in cui fu costruita è un'università che si estende, molto lunga, viene chiamato, noi che ci viviamo lo chiamiamo il ponte, questo ponte che collega i vari cubi dove ci sono i diversi dipartimenti, originariamente era in campagna. Proprio in campagna, noi abbiamo sotto, dal mio studio fino a pochi anni fa sentivo le pecore che passavano sotto. E negli anni si è tutto costruita un'urbanizzazione intorno all'università, però ancora sostanzialmente un'università che per molti aspetti è in campagna. È piena di edifici ed era tutta aperta. La cosa che mi colpì quando arrivai all'Università della Calabria ormai tanti anni fa era che era tutto aperto. Mi ricordo seminari bellissimi con colleghi che venivano da fuori, che duravano fino a sera inoltrata, alle 11 chiudevamo, uscivamo dalla porta, chiudevamo, andavamo via. Era un'università aperta. E in un sacco di altre università questa cosa è impossibile e purtroppo fra poco diventerà pure da noi così, perché appunto c'è la preoccupazione, la sicurezza e c'è un pericolo che può succedere. Come vi sentite studenti? Non vi sentite preoccupati dal fatto che l'università è così aperta? Io sono stato là più di 20 anni, vi assicuro, nessuno percepiva questa insicurezza. A un certo punto vi raccontavo, c'è stato questo sondaggio, ahimè fatto da un collettivo di studentesse, che chiedeva in giro alle persone, ma soprattutto alle studentesse, quanto ti senti sicura nell'Università della Calabria? Ora capite, se ponete la domanda quanto ti senti sicura, è già una domanda che presuppone che c'è un problema di sicurezza e infatti vennero fuori che c'erano delle criticità, più o meno c'erano delle criticità che naturalmente c'erano state, c'erano persone, raccontavano di persone che forse erano un po' losche, c'erano stati casi di molestie, c'era un problema, quello sì effettivo, essendo nella campagna all'Unical c'è un vero problema di cani randagi, tanti, grandi, grossi che girano di notte, però lo sai che stai in un posto che è così, è il suo bello. È sempre stato il bello di quel posto, era un posto libero, aperto. Le aule erano aperte, la sera trovavi studenti che studiavano anche in aule che si prendevano per studiare. Ora, se invece tu insisti sull'insicurezza, come si risponde all'insicurezza? In un solo modo, chiudendo l'università, aumentando il controllo. Da un po' di anni camminano sul ponte dell'università dei carabinieri in congedo che hanno una pettorina. Sì, certo, non lo so, comunque a me un po' colpisce pensare che quel luogo, che è un luogo tutto di gioventù, di movimenti, no? Di quello che succede quando si è giovani, la gente si incontra, può succedere pure qualche problema talvolta, in qualche modo è inevitabile che succeda, però è anche il proprio di una università, cioè un luogo dove la gente si incontra, gente che non si sarebbe incontrata si può incontrare. E come si reagisce a questa sensazione che non mi sembrava così forte di insicurezza, è l'unico modo in cui si può reagire. Chiudi, si stanno chiudendo i dipartimenti, a una certa ora devi uscire, come in tante università, no? In tante università alle 7 si chiude e l'università chiude. Se ci pensate è una cosa assurda che l'università chiuda a una certa ora, cioè, perché deve chiudere? E videosorveglianza, in alcuni uffici addirittura per entrare serve ora il badge. Nel mio ufficio, nel mio piano, la porta che era sempre aperta ormai è chiusa, devo digitare un codice per entrare come se fossimo in una banca. Tutto questo ha a che fare con il tema di questo incontro. Cioè siamo vulnerabili, ma questo non è una condizione eccezionale, non è qualcosa di strano. Siccome siamo, ora vedremo due cose che dirò, siccome siamo fatti nel modo in cui siamo fatti, la condizione di vulnerabilità è costitutiva del nostro essere al mondo. Anzi, se non fossimo vulnerabili, non saremmo probabilmente umani. Quindi allora insistere e mettere in alternativa o sei sensibile oppure sei vulnerabile, capite? È un modo per dire dobbiamo trovare un modo per evitare la vulnerabilità. Immaginate, se ci ricordiamo tutti la mascherina che abbiamo portato per tutto quel tempo, immaginate un sistema che permettesse di avere sempre la mascherina.
Se ci pensate, la mascherina non voleva dire soltanto difendiamoci dal possibile contagio, ma era anche un modo per dire stammi lontano, non voglio contatti, non voglio che entri in relazione con me. Per questo è stata così faticosa quella mascherina, perché improvvisamente diventava corposamente, metafisicamente materializzato questo imperativo, questa ingiunzione che ci dice tieni gli altri lontani da te, allontanali da te, sono pericolosi, sono talmente pericolosi che ti possono uccidere semplicemente respirando. Cosa che è vera, naturalmente, non sto negando che non fosse rischioso. Respirare in quel frangente, respirare il respiro di un altro poteva essere pericoloso, poteva ucciderti. Però capite il punto? È in quella possibilità di ucciderti che va sempre tenuto conto. Ogni incontro con gli esseri umani, ogni incontro con l'alterità è potenzialmente pericoloso, ma solo perché è pericoloso può essere anche creativo, innovativo, produttivo di nuovo. Allora, questo è il quadro del discorso che volevo farvi. Un secondo passaggio rispetto al modo in cui possiamo immaginare, almeno come una parte della psicoanalisi ci racconta il modo in cui noi altri umani diventiamo umani. Quando nasce un piccolo della specie umana, l'abbiamo visto tutti, no? dei neonati, sono assolutamente inermi, sono veramente esposti, hanno bisogno di attenzioni, di cure, letteralmente da solo quel piccolo non sopravvive. In questo senso è molto interessante, ci ho pensato, ne ho parlato pure con amici antropologi, il caso di quei bambini che sono salvati nella foresta in Colombia, non so se avete seguito, un caso straordinario. Mi chiedevo, ma come hanno fatto questi a sopravvivere 40 giorni nella foresta? In realtà con loro c'era un bambino un po' più grande, di 13 anni, loro stessi erano indigeni di quella foresta e quindi evidentemente in quel mondo si diventa molto velocemente capaci di gestirsi in una foresta. Quindi non è una smentita di quello che vi sto dicendo. In realtà quei bambini sono eccezionali rispetto al modo in cui, ad esempio, in Italia, nel mondo occidentale vengono educati i bambini. Ecco, immagino che 4 bambini del mondo occidentale nella foresta non sarebbero sopravvissuti. Quelli sono sopravvissuti perché intanto ce n'era uno che non era così piccolo, ma soprattutto erano cresciuti nella selva. Quindi sapevano un po', avevano imparato fin da piccoli come si fa. Appunto, ma il punto è imparare a vivere, imparare a sopravvivere. Questo vuol dire che il piccolo umano, fin dall'inizio, è radicalmente esposto e bisognoso della relazione con l'altro e con l'altra. Cioè letteralmente il piccolo umano vive della vita degli altri, vive e materialmente, letteralmente, no? Gli dai il cibo, ma vive anche, e questo forse è l'aspetto più interessante perché il primo punto è abbastanza scontato, vive anche simbolicamente della vita degli altri. Cioè attraverso le cure che gli altri, gli adulti con cui ha a che fare, attraverso quelle cure, quel piccolo vivente umano non soltanto sopravvive fisicamente, ma letteralmente impara a diventare umano. Impara una serie di gesti, impara a mangiare, impara a come si sta in piedi quando comincia a camminare, impara, che ne so, le distinzioni che in quella cultura sono considerate pertinenti, ovviamente impara a parlare, tutte capacità senza le quali la sua vita per molti aspetti sarebbe impossibile, e questo vuol dire che il piccolo umano letteralmente comincia attraverso un'operazione di radicale interiorizzazione di quello che l'ambiente gli propone. Cioè letteralmente possiamo dire, c'è questo famoso psicanalista inglese, Winnicott, che letteralmente dice, lui descrive la situazione infants, nel suo caso era prima dei cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, essenzialmente, almeno per lungo, è stata quasi sempre la madre. Letteralmente il piccolo non soltanto assorbe cibo dalla madre, in quel caso dalla madre, ma assorbe dall'adulto che si prende cura di lui letteralmente anche un pensiero su come essere al mondo,
un successore in qualche misura di Winnicott, questo grande psicanalista inglese, sempre inglese, che si chiama Bion. Secondo Bion, letteralmente il bambino, l'infant, pensa attraverso l'adulto che si prende cura di lui. Cioè i pensieri del piccolo, Bion li chiama elementi alfa, il piccolo non si rende conto, li prova ma non se ne accorge, non li conosce, non ne è cosciente. Secondo Bion il piccolo diventa cosciente dei propri pensieri perché quei pensieri gli vengono restituiti, pensati, digeriti dall'adulto che si prende cura di lui. Facciamo un esempio facile. Pensate a un bambino molto piccolo che piange. Gli adulti sono in presenza di questo, ho visto questa scena tante volte nella vita, soprattutto adulti che sono alle prese per la prima volta con un bambino che piange, e c'è il momento di chiedersi perché piange questo bambino. Avrà fame, si sarà bagnato, ha una colica, ha sonno, no? Le varie ipotesi che si fanno in quel frangente. Poi a un certo punto la sapienza, la saggezza, i tentativi, si arriva all'ipotesi, supponiamo che abbia fame. Allora, ho visto proprio materialmente, ma chissà quante volte l'avete fatto, l'avete detto, poniamo che la madre dice sì, hai fame piccolino, e comincia a allattarlo e il bambino si quieta. Ora, nel momento in cui la madre dice al bambino hai fame, gli dà il latte e il bambino si quieta, dice Bion, questo non è soltanto uno scambio alimentare, è uno scambio cognitivo. Il bambino impara, capisce attraverso la risposta, la restituzione del suo stato di disagio digerito, hai fame, piangevi perché hai fame. Il bambino in quel caso comincia a pensare se stesso attraverso le parole degli adulti che lo hanno digerito in un certo senso. Letteralmente hanno digerito i suoi pensieri non pensati. Bion li chiama in un altro frangente, con un'immagine bellissima, li chiama pensieri selvaggi. Questo pensiero selvaggio viene digerito, elaborato, trasformato in un pensiero pensabile. Allora, capite, da questo punto di vista il nostro stare al mondo è radicalmente esposto alla relazione con l'altro. Non è che esiste individualmente e poi c'è la relazione, c'è da subito, immediatamente una relazione. Una relazione che è vitale, ovviamente è vitale. Ma è qui l'altro aspetto della vulnerabilità. Vi parlo tutti di psicanaliste, sono tutte psicanaliste, quest'altra grandissima psicanalista, che si chiama Piera Aulagnier, era italiana ma ha lavorato tutta la vita in Francia, era un'allieva poi dissidente di Jacques Lacan. Lei dice in un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere, un libro straordinario, che si intitola La violenza dell'interpretazione. In particolare Piera Aulagnier studia, cerca di capire i meccanismi che producono la psicosi. Ora, se torniamo a quel bambino che viene pensato dalla madre, capite? Non è che il bambino è il bambino che pensa se stesso attraverso i pensieri della madre. Il bambino pensa se stesso attraverso i pensieri dell'ambiente che lo pensa in un certo modo. Ora, questo pensiero dell'ambiente non necessariamente è un bel pensiero. Pensate a un bambino o una bambina che nasce in un ambiente in cui la divisione dei sessi è molto netta e molto marcata e viene pensato in un certo modo, e quel bambino non si riconosce per qualunque ragione in quel pensiero, però quell'ambiente lo pensa in quel modo. Allora, per dirvi che la relazione, la sensibilità, l'esposizione all'altro non è necessariamente una cosa buona, e anche contiene un elemento tanto positivo quanto trasformativo quanto impositivo, quanto una forma di prepensiero che non è detto che coincida con quello che poi un giorno quel bambino o quella bambina vorrebbe pensare di sé. Però vedete, sono inseparabili i due momenti. Quel bambino può imparare a pensarsi in quanto è esposto al pensiero dell'altro. Non c'è altro modo. Quindi è chiaro che questo elemento di radicale esposizione all'altro è un elemento di sensibilità, di straordinaria sensibilità. Impari a sentirti, impari a conoscerti, impari a capire che cosa sei, ma è anche un elemento di straordinaria vulnerabilità, perché la società, l'ambiente, gli adulti che ti penseranno come quella società ha pensato fino a quel momento il modo in cui bisognava diventare bambini o bambina, o come ti ha pensato.
vedete che sono inseparabili questi due momenti. Non puoi avere uno senza avere l'altro. Allora, da questo punto di vista, anche qui, no? È punto di forza o un punto di debolezza? È un punto di forza in quanto è un punto di debolezza. Non ci sarebbe quel punto di forza se non ci fosse quel punto di debolezza. È un punto di debolezza costitutivo, perché diventi umano attraverso questa operazione. Non ci sono altri modi per diventare umano, o almeno finora non sono stati inventati altri modi per diventare umani. Chiudo su questo. È chiaro che se io cerco invece di inventare un modo di essere al mondo in cui questo elemento di esposizione all'altro lo limito, lo chiudo, lo impedisco, pensate il modo attraverso cui la progressiva medicalizzazione dell'infanzia, da quando sono piccolissimi, no? La quantità di attenzioni, prima ancora di nascere, i bambini sono sottoposti a una quantità di controlli, le donne che portano i bambini nel loro corpo sono sottoposte a una quantità enorme di controlli, con tutte le ansie che producono quei controlli. Cosa dire? Che cosa si vuole? Qual è il punto? Al di là della giustezza, immagino, no? Dell'aspetto sanitario, perché così si possono evitare malattie, però da un altro punto di vista che cosa ti dice? Che quella fragilità, quella vulnerabilità è qualcosa che noi in linea di principio vogliamo evitare. Vogliamo fin dall'inizio evitare ogni possibilità di incontro con l'altro che, in quanto incontro con l'altro, è sempre potenzialmente anche pericoloso. Se io voglio una vita in cui non ci sono i pericoli dell'altro, la vita perfetta sarebbe vivere dentro una stanza senza contatto con l'aria esterna, senza vedere mai nessuno, se non telematicamente. Per questo era così inquietante durante la pandemia l'insegnamento a distanza, in particolare con i bambini, perché quello, se ci pensate, a volte ha voglia di dire che era il futuro, è un futuro per tanti aspetti terribile, un futuro in cui l'insegnamento a distanza, per quello, questo è veramente una cosa buona che ci si è battuti all'università per tornare prima possibile all'insegnamento in presenza, perché l'università, parlo del mondo che un po' conosco di più, l'aspetto più interessante dell'università, prima ancora di quello formativo, che vogliono farvi credere che sia l'aspetto più importante, è l'aspetto relazionale. Cioè all'università una persona conosce gente che non avrebbe altrimenti potuto conoscere, entra in contatto con mondi che ignora. Se tu eviti questa possibilità attraverso l'insegnamento a distanza, togli la ragion d'essere dell'università, che è proprio un luogo tutto sommato libero, sempre meno, ma tutto sommato libero, in cui accadono incontri incontrollabili. Se tu invece insisti sulla dimensione del controllo, della prevenzione, del pericolo, dell'insicurezza, che cosa mi stai dicendo? Stai attento agli altri. Abbi paura degli altri. Gli altri sono pericolosi. Cosa che è vera, e questo è il punto. Gli altri sono pericolosi perché sono altri. Ma per come vi ho detto prima, noi diventiamo quello che siamo solo attraverso questi incontri che sono anche potenzialmente pericolosi. Allora, ecco perché insistevo sul fatto che non si dà affatto l'alternativa o sensibilità o vulnerabilità. Sei sensibile perché sei vulnerabile. Essere vulnerabile vuol dire però, diciamo così, per fortuna sei anche sensibile. Grazie. Bene, grazie. Insomma, gli spunti che credo siano molti. Io spero che appunto abbiate degli stimoli, insomma, da proporre. Ora, io credo che forse è meglio che sentiamo, no? Facciamo il secondo intervento, poi apriamo una discussione alla fine. Però memorizzate ciò che è stato detto in modo da non perderlo poi. Quindi Ida Dominiani, che cosa ha da dire su tutto questo? Sì, grazie di essere qui. Non c'è bisogno che memorizzino, perché io sono molto in sintonia con quello che ha detto Felice, e tutto quello che farò è di trasportare un po' questo discorso su un piano
un po' più storico-politico di quanto abbia fatto lui, anche se farò anch'io molto ricorso al linguaggio psicoanalitico, perché questa è una classica tematica, questa della vulnerabilità, in cui, diciamo, il piano individuale e quello sociale si sovrappongono, sono quasi identici. Allora, voglio partire anch'io da un'immagine. Felice ha parlato del rischio che la nostra meravigliosa Università della Calabria, sono calabrese anch'io, anche se non insegno lì, venga soffocata e chiusa, no? Da una logica securitaria. Io vi racconto, vi restituisco un'immagine molto facile delle istituzioni della nostra Repubblica che sono state tutte recintate negli ultimi anni. Se voi venite a Roma, il Parlamento e Palazzo Chigi, il Palazzo del Governo, sono nel cuore del centro di Roma, sono in due piazze che fino a poco tempo fa erano transitabilissime dalle persone. Adesso non si può circolare, cioè tu devi fare un giro fastidiosissimo per garantire che il Palazzo del Parlamento sia immunizzato dalla presenza di cittadini. Ora, io ricordo che andai a Berlino pochi anni dopo la caduta del muro. Berlino era stata ricostruita per la terza volta nella sua storia, una ricostruzione meravigliosa. Tra le altre cose c'era questa famosissima, l'avrete vista, cupola del Bundestag, che è completamente trasparente. Sto parlando dell'inizio degli anni 90, quindi ancora all'inizio degli anni 90 c'era un ottimismo democratico per cui si costruiva la cupola del Parlamento tedesco all'insegna della totale visibilità e trasparenza. Era proprio un messaggio politico che quella costruzione dava. La democrazia non ha paura, è trasparente. Bene, passano 10 anni e cambia tutto, perché c'è, secondo me, Felice, c'è un momento in cui tutto cambia, cioè in cui la logica della sicurezza prevale su quella dell'apertura. È il momento in cui anche cominciano tutti i controlli negli aeroporti, comincia a essere più difficile volare, insomma le nostre vite cambiano, ed è l'11 settembre del 2001. Perché cosa accade l'11 settembre del 2001 quando vengono colpite le due torri gemelle di New York? Il mondo scopre la vulnerabilità dei forti. La vulnerabilità non era un fatto nuovo, no? Noi viviamo da sempre in un mondo che è pieno di soggetti molto vulnerabili, no? Ma fino a quel momento era la vulnerabilità dei poveri, dei deboli, degli oppressi. Lì non ci si faceva tanto caso. Cioè, che fossero vulnerabili i palestinesi, che fossero vulnerabili tutte le popolazioni in cui la violenza è comune, che fossero vulnerabili tutti i paesi in miseria assoluta, oppure tutti i paesi in guerra, non ci si faceva tanto caso, era, virgolette, naturale. Quando si scopre che è vulnerabile New York, cioè il simbolo massimo del potere occidentale e del mondo libero, cosiddetto, e della più grande potenza mondiale, lì cambia tutto, perché lì veramente si scopre che la vulnerabilità è di tutti, che siamo tutti vulnerabili. Non c'è una scala di vulnerabilità, c'è una scala sociale della vulnerabilità, ci sono
strati di popolazione più vulnerabili di altri e, come ho appena detto, intere popolazioni più vulnerabili di altri. Ma non c'è una scala ontologica della vulnerabilità. Sul piano ontologico siamo tutti vulnerabili, potenti e non potenti, ricchi e poveri. Poi sono le gerarchie sociali che si occupano di distribuire la vulnerabilità in modo diseguale. Anche col virus è stato così, se ci pensate, no? Il virus era uguale per tutti, colpiva tutti, dopodiché colpiva con maggiori conseguenze o con minori conseguenze a seconda delle gerarchie sociali. Però il virus di suo era molto egualitario, colpiva tutti. La vulnerabilità è la stessa cosa, cioè siamo tutti vulnerabili per le ragioni che ha detto Felice Cimatti, che la vulnerabilità è qualcosa di inerente all'essere umano in quanto essere relazionale. Noi veniamo tutti e tutte da una tradizione filosofica moderna, della modernità europea, che ha fatto dell'individuo autonomo e razionale il re dell'universo. Cioè noi siamo stati abituati, educati a pensare che si cresce e si diventa adulti quando finalmente si riesce a tagliare il cordone ombelicale con la condizione infantile che ha descritto Felice, no? Finché si è bambini si dipende da una madre, si dipende dagli altri, si dipende dagli educatori, si dipende dalla scuola, poi si diventa adulti. Questo insegna la filosofia moderna, tutta la filosofia illuminista insegna questo, che si diventa adulti, liberamente liberi decisori su di sé, sovrani su se stessi, si diventa soggetti sovrani. Non è vero, perché la condizione della interdipendenza, della relazionalità non finisce mai. Non è vero che finisce con l'infanzia, e quel processo di sovranizzazione dell'io a cui ci spinge tutta la filosofia illuminista della modernità europea è una rimozione del fatto che noi restiamo sempre relazionali e interdipendenti e come tali vulnerabili e anche portatori di vulnerabilità, perché c'è l'elemento passivo della vulnerabilità, ma c'è anche l'elemento attivo. Ciascuno di noi è esposto al vulnus dell'altro, ma ciascuno di noi è anche portatore di vulnus per l'altro. E questa non è una condizione che finisce con l'età adulta, è una condizione che continua sempre e che peraltro nella vita, diciamo nella terza età, si accentua, no? Sappiamo, infatti si dice che si ritorna bambini quando si è molto anziani, perché si ritorna molto dipendenti. Quindi, diciamo, dal punto di vista filosofico, la vera rottura da operare è con l'idea che esista un soggetto sovrano. Non esiste un soggetto sovrano. Questa appunto è la grande illusione dell'Occidente moderno, smentita da moltissime repliche della storia. Esiste un soggetto relazionale che come tale non è mai interamente sovrano ed è sempre in parte o in larga parte dipendente dallo sguardo, dal tatto, dalla voce altrui ed è sempre anche dipendente dalla cura altrui. Noi veniamo al mondo dentro una relazione in cui il sé e l'altro da sé è indistinguibile, come è la relazione
materna in gravidanza e cresciamo in una situazione che ha già descritto Felice, in cui l'altro, cioè il primo altro di tutti, che è la madre, ha un potere enorme naturalmente sul bambino, sulla bambina e su come il bambino e la bambina si percepiscono e si vedono. Quindi diciamo, in questo senso dico parenteticamente che mettere insieme sensibilità e vulnerabilità è molto sensato, perché è lo stesso plesso problematico, cioè la vulnerabilità dipende dal fatto che noi abbiamo un sensorium esposto a quello dell'altro. Per sensorium intendo proprio i 5 sensi, la nostra sensibilità, non la sensibilità emotiva, ma addirittura la sensibilità primaria, quella che ci deriva proprio dai 5 sensi, il tatto, l'olfatto, la vista, l'udito, eccetera. Sono le nostre aperture, no, verso il resto del mondo, esattamente la tastiera sensoriale con cui noi percepiamo l'altro, il mondo, l'ambiente, la natura, eccetera, eccetera. Allora, perché dicevo che l'11 settembre è importante? È importante dal punto di vista della risposta, della percezione della vulnerabilità. È in quel momento che questa parola esplode molto nel dibattito pubblico, perché appunto si scopre che se il paese più potente del mondo è vulnerabile, allora no, c'è da preoccuparsi. E da quel momento in poi comincia anche la risposta securitaria a questa vulnerabilità. Quindi cominciamo a erigere confini dappertutto, negli aeroporti, nelle piazze, nelle università. Naturalmente i confini nazionali riprendono molto rilievo. Noi stiamo parlando in una mattina in cui ci sono 700 morti, un'altra volta nel Mediterraneo, saranno 650 i morti su 700 e non so quanti migranti, poi di questo dico qualcosa dopo. Quindi percezione della vulnerabilità dei forti e risposta securitaria. A quel punto ci sono alcune pensatrici femministe, le più importanti sono Judith Butler negli Stati Uniti e Adriana Cavarero in Italia, che si mettono a lavorare su questa questione della vulnerabilità e di come poter dare appunto una risposta non aggressiva a questo, no? Che è esattamente la domanda di questa mattinata, no? Punto di forza o di debolezza? Il dibattito mainstream ritiene che la vulnerabilità sia una debolezza a cui rispondere con risposte securitarie e aggressive. Nel dopo 11 settembre alcune pensatrici si pongono il problema di come fare invece della vulnerabilità un punto di forza collettivo, un punto di forza comune, non della vulnerabilità come tale, ma della consapevolezza della vulnerabilità. In particolare Judith Butler, siccome è americana, capisce che il problema, state attenti, è proprio quello di interrompere la catena della violenza che viene da una risposta aggressiva alla vulnerabilità. Guardate, è una questione molto sottile e anche molto ardua da affrontare. Perché cosa succede in America dopo l'11 settembre? Succede qualcosa che è molto simile a quello che sta succedendo oggi in Europa con l'Ucraina. Cioè che l'essere stati aggrediti, quindi avere subito un attentato terroristico, in quel caso essere stati invasi nel caso dell'Ucraina, legittima una risposta ancora più aggressiva, no? Gli Stati Uniti reagirono con la guerra in Afghanistan e in Iraq
Iraq, una reazione spropositata rispetto a quell'attentato, che pure fu vissuta come legittima perché bisognava rispondere a questo vulnus. In qualche modo c'è qualcosa di simile anche in quello che sta succedendo oggi in Ucraina, dove ovviamente bisogna rispondere in qualche modo a un'invasione violenta, no? Quale maggiore vulnus che un'invasione di un territorio? E questo però anche nel dibattito pubblico italiano di oggi legittima l'aspirazione a una reazione che è sempre più forte, no? Si è passati infatti dalla difesa assolutamente legittima degli ucraini all'armamento di tutta Europa. Noi ci ritroveremo con una Europa tutta armata, a una guerra, a una controffensiva di aggressione. Insomma, questo è solo per fare due esempi di come funziona la catena della violenza. C'è un vulnus e poi c'è una risposta a questo vulnus che rischia di accentuare l'escalation della violenza invece che abbassarla. Questo naturalmente è un problema enorme, però Judith Butler capisce proprio che il punto è proprio lì, come fare a interrompere la catena della violenza, cioè come fare a interrompere non tanto la violenza, che è ineliminabile dalla storia umana, ma la risposta non solo violenta, ma moralmente legittimata alla violenza, una risposta in termini altrettanto se non più violenti. Questo è un po' il tema da cui nasce questa filosofia della vulnerabilità, che è molto butleriano, ma ripeto, Adriana Cavarero se ne è occupata altrettanto qui in Italia. Io ho qui davanti le fotocopie di un antico dialogo tra queste due pensatrici, che è del, non so, 2005 credo, pubblicato su Micromega all'epoca. Ora, lì c'erano già tutti i germi di qualcosa che poi è venuto fuori con maggiore evidenza durante la pandemia, no? Durante la pandemia questa parola, vulnerabilità, in realtà era rimasta una parola di un dibattito filosofico-politico un po' minoritario, anche se avanguardistico, diciamo. Con la pandemia questo tema esplode, perché lì veramente abbiamo capito che siamo tutti, uno per uno, una per una e tutti quanti vulnerabili, e che siamo vulnerabili non solo rispetto ad attacchi terroristici, politici, bellici, ma siamo vulnerabili rispetto all'attacco di un microorganismo, no? Che riesce a mettere in crisi tutto il sistema degli scambi mondiali in un attimo e in modo incontrollato. Quindi è stata una scoperta generalizzata di vulnerabilità. Forse una scoperta più per il genere umano maschile che per quello femminile, perché sapete, le donne sappiamo che siamo sempre vulnerabili, cioè sempre esposte alla violenza sessuale dell'altro da quando veniamo al mondo. Questo cerchiamo di non dimenticarcelo, insomma, c'è una condizione di esposizione femminile alla violenza della sessualità maschile. Con ciò non sto dicendo che tutti gli uomini sono violenti, sia chiaro, ma che certo la violenza sessuale però è solo maschile. E
E quindi diciamo per le donne la condizione della vulnerabilità è purtroppo cosa nota, però stiamo alla pandemia. Con la pandemia la condizione appunto della comune vulnerabilità diventa esperienza di tutti, quotidiana, vissuta, eccetera. Però che cosa succede con la pandemia? Una cosa a cui io sono molto affezionata è che certo tutti ci siamo sentiti vulnerabili, tutti ci sentiamo ancora vulnerabili. Io sono una che ancora porta la mascherina quando sta nei posti affollati. Però c'è stata anche una scoperta generalizzata di quello che qui stiamo dicendo stamattina, felice Dio, cioè del fatto che la vulnerabilità è ineliminabile perché dipende dall'essere sempre contagiabili dall'altro. Sapete che la parola contagio è una parola bellissima perché nella sua radice etimologica ha anche il contatto e anche la contingenza, diciamo. Quindi è una parola che fa parte di una famiglia di semantica molto importante anche in termini filosofico-politici, perché richiama per l'appunto quella condizione della socialità contingente e ineliminabile per tutti gli esseri umani. Quindi nel contagio noi scopriamo che siamo tutti vulnerabili, ma scopriamo anche che questa comune vulnerabilità può essere fonte di scambi reciproci di cura, di mutualità, di attenzione, di protezione. Io ho chiamato questa sensazione durante la pandemia la percezione dell'io alterato, intendendo con la parola alterato proprio il suo significato letterale, cioè di un io perennemente invaso dall'altro, in cui il confine con l'altro non è più così forte. Io questa sensazione durante la pandemia l'ho avuta molto fortemente, che non ci fosse più confine tra sé e l'altro, perché ciascuno era a rischio di contagio, ma anche a rischio di portare il contagio. Quindi il confine tra ciascuno e l'altro proprio si rompeva, a dimostrazione che tutti i confini sono porosi. Noi possiamo elevare i confini quanto vogliamo, ma tutti i confini sono porosi e il primo confine a essere porosissimo è proprio quello tra ciascuno di noi e l'altro. Conclusione, l'io che la filosofia moderna ci abitua a considerare come un io confinato, definito, emancipato dal legame infantile della dipendenza, è sempre viceversa un io alterato, è un io fatto dell'io e dell'altro, sempre e comunque. Anche nella pandemia però, e finisco, le reazioni a questa scoperta di una comune vulnerabilità sono state di due tipi, molto divaricate. C'è stata una reazione appunto mutualistica, relazionale, quella reazione per cui abbiamo poi rifiutato, no, che tutto si risolvesse in cose a distanza, abbiamo ritrovato il contatto prima possibile, ma anche durante la pandemia hanno funzionato molto le reti di mutualismo, di solidarietà, di aiuto reciproco, anche piccole cose, le cose di vicinato, di condominio, quelle familiari. Io mi sono trasferita da mia madre, per esempio, per proteggerla. E questa è stata una reazione molto così diffusa. E poi c'è stata invece la reazione completamente opposta. C'è stata la vendetta per l'appunto dell'io sovrano o con pretese di sovranità, che non a caso in quegli anni coincideva con l'ideologia sovranista, no? Pensate a tutta la protesta dei Novax trampiani, tutta la protesta dei Novax nostrani, generalmente di matrice ideologicamente sovranista. Non a caso
perché il sovranismo politico va insieme alla riaffermazione di una sovranità arrogante dell'io. E in quel caso cos'era la sovranità arrogante dell'io? Era la pretesa di riavere tutte quelle libertà di cui questi si sentivano proprietari assoluti, no? La libertà di muoversi, la libertà di fare shopping, la libertà di questo, la libertà di quello, senza mai calmierare questa libertà con la libertà degli altri, con la libertà di tutti, che era in quel momento in primo luogo la libertà di stare bene, no? Veniva molto prima, il diritto alla salute veniva molto prima del diritto di fare shopping. Eppure la reazione sovranista dell'io sovrano è stata molto forte anche durante la pandemia e noi lo sappiamo bene. Questo che cosa significa però? Tutto questo discorsino, guardate che ha anche degli effetti molto politici, molto concreti, perché per esempio dopo la pandemia scegliere per una opzione di consapevolezza della comune vulnerabilità significa fare delle scelte politiche, no? Di un certo tipo. Per esempio significa investire nelle politiche di cura dell'ambiente, no? Di freno alla devastazione della natura che, come sappiamo, ce l'hanno spiegato in tutte le salse, rende più possibili i salti di specie, rende più vulnerabile la specie umana. Significa investire di più nelle politiche del Servizio Sanitario Nazionale, mentre sta accadendo in Italia esattamente l'opposto, e non solo in Italia. Quindi, diciamo, il tema della vulnerabilità ha molti aspetti. Ha un aspetto psicologico, psicoanalitico, ha un aspetto ontologico e ha un aspetto anche politico che si traduce in scelte molto precise e molto concrete che vanno nel senso, diciamo, di un incentivo, di un investimento su ciò che aiuta il formarsi di reti relazionali di solidarietà che non possono essere soltanto spontanee, vanno anche sostenute, come insegna la teoria dello Stato sociale, la pratica dello Stato sociale finché ce n'è stato uno, da istituzioni appunto della vita comune, della messa in comune dei rischi e della cura. Grazie. Bene, credo che gli stimoli siano assolutamente numerosi. Entrambi i relatori appunto hanno messo in parallelo il piano individuale con il piano sociale, la crescita quindi dell'individuo, crescita ontologica con lo sviluppo della società. A me viene inevitabile insomma il pensare che comunque l'individuo è assolutamente vero che l'individuo è, sappiamo bene, siamo animali sociali e quindi ci costruiamo attraverso il contatto e la relazione con gli altri, e questo è presente dall'infanzia alla tarda età, assolutamente. È anche vero che le nostre relazioni nel corso della nostra vita sono fortemente modulate dai modelli di relazione che noi abbiamo avuto da bambini, e quindi i riferimenti a Winnicott, a Bion dico io, insomma, a tutti i concetti di mentalizzazione, cioè come si forma l'individuo attraverso appunto il rapporto con la madre innanzitutto, insomma, il sentirsi capiti e compresi dalla madre, quindi formare il proprio pensiero attraverso il pensiero della madre è assolutamente centrale. Ma se questo non c'è, le relazioni successive sono modellate su un'assenza e quindi continuano a essere relazioni ma che sono connotate dal vuoto, insomma, no? dalla capacità, e questo anche la nostra società
il parallelo lo riporta alla nostra società di come appunto ciò che la nostra società è adesso, e quindi tutto il tema della sicurezza e della scoperta dell'essere fragili deriva da tutto quello che è stata nell'infanzia della nostra società attuale e che insomma in qualche maniera, adesso non ne faccio un discorso politico o partitico, ma diciamo che in questo momento inevitabilmente un riferimento è al berlusconismo, diciamo, lo intendo in senso sociale, cioè una società che si è formata attraverso un modello di un certo tipo e di cui poi anche adesso abbiamo tutto, insomma, tutto quello che viene. E quindi anche lì c'è una crescita di una società da una sua infanzia ad uno sviluppo, direi, adulto. Adesso mi sembra eccessivo dire, perché insomma non mi sembra che siamo molto adulti, però insomma diciamo forse adolescenziali ancora, ecco. Va bene. Domande dal pubblico? Ci sono? Prego. C'è un microfono che può essere dato, grazie. Nei giorni scorsi, proprio qui, ci sono state molte interessanti discussioni proprio sul rapporto con la tecnologia. Mi pare è stato evocato, per esempio, il problema appunto di questa guerra dentro l'Europa e il fatto che fino a poco tempo fa la questione della bomba atomica come grande deterrente, chiamiamolo, di pace, ha funzionato, e in questo momento forse potrebbe funzionare invece la tecnologia che aumenta la possibilità in clima di pace, chiamiamo così, di uno sviluppo dei mercati, eccetera, eccetera. E nel vostro discorso però non è mai passato un solo accenno al rapporto tra vulnerabilità e tecnologie, e vi chiedo di provare a dirci qualche cosa. Grazie. Chi vuole intervenire? Sentiamo Ida. Come vuoi. Cede, dai. Allora, io parlo solo di quello che so. Siccome di tecnologia bisogna saperne, perché sennò si dicono delle grandissime banalità fondate sul nulla. Io non sono un'esperta di tecnologie. Quello che posso risponderle è che non credo affatto a questa alternativa, diciamo, per cui la tecnologia potrebbe essere oggi indicare una prospettiva di pace versus la prospettiva di guerra. Non credo affatto, perché le due cose sono molto intrecciate. Un elemento specifico di questa guerra, di cui noi vediamo, diciamo, la parte che più riporta a una guerra addirittura ottocentesca, di trincea, o primo novecentesca, di corpi, di trincea, eccetera. In realtà questa guerra ha tutto un altro cotè, che è un cotè ipertecnologizzato, soprattutto nelle armi che l'Occidente sta dando all'Ucraina. Quindi attualmente la prospettiva della tecnologia è strettamente intrecciata con la prospettiva della guerra, tant'è vero che l'intelligenza artificiale viene programmata soprattutto con scopi bellici, quindi non credo che di per sé possa funzionare come deterrente della guerra. Può funzionare benissimo come supporto della guerra, dipende dall'uso che se ne fa e quindi da una decisione politica che viene prima della tecnologia. Ma guardi, anch'io forse non ho capito bene la domanda rispetto. Io la vedo più, facciamo ancora una volta del piccolo mondo che conosco, cioè quello dell'università, e
torniamo all'insegnamento a distanza. In quel momento l'università era chiusa, era un modo per fare lezione. E quindi era inevitabile, bisognava fare così. Non so, ci hanno detto che bisognava fare così. Però la tentazione è stata veramente troppo ghiotta per i nostri amministratori, perché che cosa si è scoperto? Che si poteva fare in teoria l'università senza l'università. E siamo tornati, no, in presenza, però ormai molte università, accanto ai corsi normali, cioè quelli, siamo tutti qua, ne fanno corsi. Quella lì perché non è università? Per quello che le dicevo, non tanto per la trasmissione del sapere, quella c'è ancora in qualche modo, ma l'università non è il luogo dove si trasmette il sapere. L'università è il luogo dove il sapere si inventa, si crea, si fa di nuovo. E come si fa il nuovo sapere? Soltanto mischiati fra esseri umani, almeno finora si è fatto così. Quindi in quel caso la tecnologia è un modo per evitare appunto la relazione. No, quell'immagine, quella definizione molto bella che dava Ida Dominiani, l'io alterato, è un io che letteralmente è fatto di altro. E fatto di altro vuol dire proprio dei corpi degli altri, cioè non è una cosa idealistica, è fatto degli incontri, dei contatti, dei pericoli, della relazione con l'altro. Allora, di per sé la tecnologia, ci dicono tutti, no? I fautori della tecnologia è neutrale, dipende da come la usi. Io questa immagine non la condivido. Se io faccio un coltello, il coltello prima o poi lo infilo nella pancia di qualcuno, quindi non è vero che la tecnologia dipende dall'uso che ne facciamo. La tecnologia suggerisce un uso. Non è un caso che l'intelligenza artificiale stia avendo questa esplosione con la guerra, perché sembra fatta apposta per favorire un certo tipo di guerra. Quindi, con tutti gli usi strabenemeriti ovviamente della tecnologia, il punto che mi stava a cuore è che dietro questo più o meno, diciamo, in buona fede discorso sull'uso delle tecnologie, io vedo dietro sempre questo problema. Il problema dell'idea che c'è un corpo che è individuato, un corpo sovrano, che non ha bisogno dell'altro. E secondo me questo è un po' il punto. E pensiamo, faccio un esempio, la grande, diciamo, versione, diciamo, il modo. Quando io studiavo all'università, lo psicologo che si studiava era Piaget. Piaget che, se conoscete un po', se qualcuno di voi ha studiato psicologia, ha letto Piaget, mette tutto al centro appunto la relazione, il corpo e la relazione, il corpo e poi pochi anni dopo è diventata di moda quello che è tuttora di moda, questa cosa che si chiama scienza cognitiva. La scienza cognitiva, con tutti i meriti che ha naturalmente la scienza, lo sviluppo, però al fondo della scienza cognitiva c'è un'idea che esista la mente individuale, che esista per conto suo, piccolina, in sviluppo, come ti pare, ma esista la mente individuale. E che poi la mente individuale esiste, poi entra in relazione con gli altri. Tutti gli studi che dicono le competenze dell'infanzia, dove arriva questo discorso? A dire che l'infanzia, comunque, anche se è molto piccola, un cervello in formazione, comunque esiste già come individuazione prima della relazione. Ora io non sono uno scienziato, non sono uno scienziato cognitivo, non so bene. Il punto però che mi sembra interessante è casualmente questa ideologia è perfettamente congruente con l'ideologia del capitalismo, per cui ognuno di noi sta da solo, ognuno di noi, no, come lo chiamano gli economisti, l'homo economicus, ognuno di noi è in competizione con gli altri e il primo effetto dell'homo economicus, quando diventa ideologia, è distruggere tutte le istituzioni sociali. Vi ricordate che diceva Margaret Thatcher, no? There is no such a thing as society, non c'è la socialità, c'è l'individuo, la famiglia e poi basta. Allora, l'idea che noi siamo appunto nuclei sovrani, sovrano vuol dire che non ho bisogno, tecnicamente il sovrano è colui che decide senza essere sottoposto alla decisione di qualcun altro. Allora, l'idea che addirittura insegniamo il principio secondo cui i piccoli umani sono piccoli sovrani, che fra l'altro è esattamente quello che facciamo.
uno dei problemi della pedagogia contemporanea è che siccome hai quest'idea, è chiaro che tutto è una violazione del bambino, perché se quello è un piccolo sovrano non gli puoi di niente, non puoi interagire con lui, perché immediatamente quello si sente offeso nella sua autonomia sovrana. Allora è una strana congruenza fra un'ideologia, una scienza e un apparato economico che ha come principale obiettivo eliminare tutte quelle dimensioni sociali, transindividuali, che mi sembra un po' quello che abbiamo detto, ma è anche l'esperienza di ciascuno di noi, rendono i nostri corpi intanto corpi relazionali, ma ci rendono la vita vivibile. La solitudine di un corpo sovrano è una solitudine disperata. In più non solo è disperata, ma se poi lui dice ha bisogno dell'altro, gli dici che sei vulnerabile e fai di questa vulnerabilità non la sua ragion d'essere, ma una colpa. Quindi la tecnologia, ancora una volta, non credo che sia neutrale in nessun senso e non so se è questa la soluzione al tipo di problema che stiamo descrivendo, perché mi sembra che l'uso che se ne faccia va esattamente nella direzione contraria, di aumentare l'isolamento, di aumentare la presunta autosufficienza, aumentare la sensazione veramente fallace che tu puoi non avere bisogno degli altri. Bene, ci sono altre domande? Prego. Grazie. Buongiorno, io volevo chiedervi che cosa ne pensate del fatto che la sensibilità e la vulnerabilità negli organismi viventi e anche nell'uomo siano determinati anche da fattori genetici, biologici e neuronali, quindi fisiologici, difficili da prevedere e da controllare. Quindi in un inevitabile, diciamo, darwinismo sociale o selezione naturale che sia fisiologico nel nostro, dal punto di vista della nostra evoluzione, ecco. Grazie. Quindi in un bilancio, diciamo, tra biologia e ciò che avviene successivamente, no? Quello che si chiama epigenetica, insomma, in realtà. Che cosa prevale, che cosa ci rende più fragili? Guardi, non ho capito una sua domanda che era interessante se lei poneva, perché il primo punto sono del tutto d'accordo. Facciamo l'esempio del virus, che secondo me è la cosa più interessante degli ultimi anni. Abbiamo scoperto, uno, che il virus non è un'eccezione, è la regola. Noi siamo fatti, stime più o meno, io non sono un biologo, però leggo articoli, circa un 12%, un 10% del nostro genoma è di origine virale. Cioè, cosa vuol dire di origine virale? È l'effetto di passate infezioni. La placenta che ci definisce come animali, no? Siamo mammiferi, vuol dire che c'è la placenta, è il risultato di un'antica infezione virale. Quindi cosa ci dice la biologia, se ci dice qualcosa? Che l'individuo non esiste, letteralmente, l'individuo non esiste. Esiste un continuo flusso di infezioni, chiamiamole così. Infezione, guardate, è un termine medico per definire quello che da un altro punto di vista è il funzionamento normale di un organismo quasi vivente come il virus. Il virus, sapete, il virus non è chiaro nemmeno se è vivo, perché è veramente uno strano aggeggio. Il virus comunque per continuare a esserci deve infettare. Cosa vuol dire questo? Che la vita del virus coincide con l'infezione. Poi che i medici chiamano quella cosa infezione e quindi è qualcosa da combattere, va bene, ma è una definizione medica. Se tu vai dal punto di vista del virus, il virus non può fare altro che questo. Per non parlare di tutti quegli altri organismi che sono totalmente mobili. Pensate, non so se qualcuno, fra voi ci sono biologi, pensate che quell'entità interessantissima che sono i prioni, molecole
proteine che si trasferiscono, il morbo della mucca pazza è prodotto da un prione. Il prione è ancora più semplice del virus. Che cos'è un prione se non puro movimento che si passa da un corpo all'altro? Allora, la biologia dice non esistono individui isolati, non esistono, non c'è. Proprio biologicamente c'è un continuo, è sempre un'astrazione quella che noi affrontiamo. Poi lei parlava però di darwinismo sociale. Il darwinismo sociale è una ideologia che non ha a che fare con la scienza, è un'ideologia che prende alcuni esempi di animali, ma alcuni esempi di animali e li applica a tutto il mondo vivente, ma è un'ideologia, non ha a che fare con la scienza. Faccio l'ultimo esempio biologico, che anche quello è estremamente interessante, di una grande biologa, e non sarà un caso che sia una donna, Lynn Margulis. Se vi ricordate come è fatta una cellula, le nostre cellule hanno al centro un nucleo. Questa si è chiesta, ma da dove viene questo nucleo? Quel nucleo è l'effetto di un'antica infezione, di un batterio che probabilmente era entrato in una cellula che non aveva un nucleo e poi probabilmente per processi biologici è diventato, capite? Lo stesso elemento che ci definisce come eucarioti probabilmente nasce da una forma di mutualismo, di infezione, di simbiosi con altri viventi. Quindi se c'è una cosa che ci dice la biologia è che l'individuo sovrano non c'è, ma d'altronde non è che ci vuole un genio per pensare. Cosa vuol dire vivere? Io in questo momento sto respirando l'aria che state respirando. Se io non respirassi la vostra stessa aria, sarei morto. La fisiologia vuol dire mangiare, e mangiare vuol dire prendere pezzi dell'ambiente, trasformarli e buttarli fuori. Proprio è un non senso biologico parlare dell'individuo. Non è un caso che è un'ideologia quella, proprio un'ideologia. Tu prendi un pezzetto, un esempio solo del mondo vivente e lo trasformi nel paradigma, ma appunto, io direi che quello proprio con la scienza non ha niente a che fare. A questo aggiungo che abbiamo dentro di noi molte più cellule estranee a noi batteri nell'intestino di quante siano le nostre o le supposte nostre cellule. Quindi siamo di qualcun altro in realtà, insomma, ecco. Vuoi aggiungere? Ecco. No, voglio aggiungere solo una cosa, diciamo, di carattere generale, anche per riprendere il filo della domanda precedente sulla tecnologia, che noi siamo in una fase di transizione della conoscenza scientifica galoppante, come sappiamo tutti, e noi bisogna fare delle grandi battaglie democratiche perché sia possibile appropriarsi di questo sapere scientifico. Perché anche sulla tecnologia, vedi Felice, io sono d'accordo con te sulla totale superiorità del pensare in presenza, tanto per dirla con un libro a cui io sono molto affezionata, rispetto alla distanza, al da remoto. Sono del tutto d'accordo che non vedevano l'ora di provare a trasformare l'università e anche la scuola in luoghi asettici, eccetera. Però bisogna anche tenere conto che durante la pandemia le tecnologie interattive, che non a caso sono interattive, sono state anche di grande sollievo, no? Cioè io senza la tecnologia non sarei sopravvissuta a 2 anni di pandemia, diciamo. Quindi qual è il problema? Che purtroppo le chiavi dell'uso e della destinazione di queste nuove tecnologie e anche di molti risultati della ricerca scientifica stanno in mani che noi non controlliamo, quindi bisogna rifare come si fece negli anni 70, quando c'era tutto un pensiero politico alternativo sulla scienza, sull'uso della scienza. Bisogna rifare una grande battaglia democratica perché noi siamo in grado di controllare almeno in parte le destinazioni e gli usi della tecnologia e delle scoperte scientifiche. Questo io penso che sia una battaglia urgentissima che riguarda anche molto da vicino le lotte per l'ambiente, che chiaramente non si possono fare in un regime di ingenuità scientifica e tecnologica, vanno fatte invece cercando di sapere adoperare, di saper piegare, diciamo, l'uso
dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica a fini positivi più che negativi. Grazie. C'è una domanda? Sì, sì. Sì, sì. Ecco, mi metto qua perché vedere così vi vedo tutti. Sì, faccio sempre molta fatica a ascoltare e contemporaneamente pensare, formulare il prossimo, però mi interessa, nel discorso di Cimatti ho pensato spesso quando parlava dell'alterità di sostituire la dipendenza dall'altro alla malattia, no? Cioè l'incontro con l'altro all'incontro con la malattia, cioè alla possibilità di ammalarci, che anche questa è costitutiva dell'essere umano, e quindi anche alla possibilità di morire, che è costitutiva della nostra condizione, no? E a me è sembrato, rispetto al discorso invece di Ognaianni, che durante la pandemia sia stato il trionfo di questa reazione eccessiva alla vulnerabilità. E non ho personalmente trovato che ci fossero le due categorie, una della cura e dell'aiuto mutuale e l'altra dei Novax e del sovranismo. Ho visto invece nella categoria dei Novax che era in realtà una popolazione eterogenea e non necessariamente legata al sovranismo. Ho visto la negazione di ogni possibilità di discutere, l'appiattimento sul vocabolario anche della guerra, che è di solito il vocabolario con cui noi affrontiamo la malattia, no? Quindi mi piacerebbe un po' problematizzare, vedere questa cosa qua. Mi pare che come l'ha chiamata? L'alterità. No, l'io Percezione alterato sia anche un io che contiene appunto la possibilità di ammalarsi, di morire nel contatto degli altri, che non vuol dire non proteggersi, però non vuol dire nemmeno appunto generalizzare l'idea che della non vulnerabilità rispetto alla malattia. Ecco, vorrei porre questo problema. No, ma io sono d'accordo, Cioè non credo affatto. Allora, io parlavo intanto di risposta mutualistica improntata, diciamo, a un'etica della cura come risposta dal basso, poi che invece le risposte statuali siano state spesso aggressive e ispirate a un eccesso di logica immunitaria e a un'assunzione del linguaggio della guerra e quindi a loro volta sovraniste in qualche modo. Su questo sono d'accordo, così come sono d'accordo sul fatto che alcune istanze del variegato arcipelago Novax erano istanze critiche da tenere in considerazione. Però non possiamo dimenticare che per il 90% invece, se vediamo specialmente il fenomeno a livello mondiale, la reazione sovranista, ma io qui non intendo, cerchi di capirmi, io ho tirato fuori il termine sovranista come qualcosa che non a caso è legato a una concezione dell'io sovrano a cui io facevo riferimento, ma è la seconda cosa che è importante, non il sovranismo, è l'io sovrano che è la questione su cui dobbiamo focalizzare, è l'illusione della sovranità su cui io voglio che focalizziamo il ragionamento, non su Salvini o sulla Meloni, non me ne importa niente. Però non possiamo non sapere che a livello mondiale, diciamo, il fronte sovranista è stato un fronte incosciente rispetto alla pandemia. Poi che ci fossero delle ragioni, ma insomma, se io penso a quello che è successo negli Stati Uniti, tutto il fronte trampiano era proprio programmaticamente negazionista. Questo non mi dispiace, io non lo posso condividere. Accetto naturalmente, no, scusi, mi faccia finire, accetto l'invito a considerare anche le ragioni di alcune critiche che sono state portate alle politiche di protezione statuali, ma non accetto assolutamente
invece la posizione negazionista, quella la rigetto completamente. Bene. Bene, io credo che dobbiamo più o meno concludere insomma, questo incontro in cui credo che siano emersi soprattutto i temi dell'importanza del sociale dal punto di vista dell'individuo e dal punto di vista della società. Finché riusciamo a mantenere i canali sociali forse ci salviamo, ecco, direi così. Bene, grazie a tutti.